Sì, guarda. Amici di Ultimo Stadio, siamo qui per intervistare l'attaccante della Roma, Marino. Oggi partita difficile, anche molto fallosa, ma hai dato il meglio. Sì, ho dato il meglio, ho dato anche una capata ambietta a uno, ma è stato per il bene della squadra, a cui tengo molto. Cosa hai da dire il presidente della Roma? Perché pare che ha offerto 300.000 euro in più all'anno pur di non farti andare in un'altra squadra. 300.000 euro all'anno. Oh, ma che stai a dire? Cosa hai da dire ai tifosi della Roma? Grazie Roma, che ci fai vivere abbracciati ancora. 300.000 euro all'anno mi compro una dimora. Mi sono allupato con questi 300.000 euro. Non cantiamo vittorie perché sappiamo che il presidente Toir ti vorrebbe a Milano indossare la maglia dell'Inter. Inter? T'ho calzato questa maglietta. Ma quanto a disposizione? Qual è il budget di Toir? Ma come sai, ben sai, per il fair play finanziario Toir quest'anno può spendere poco. Guarda Toir, non ti preoccupare, io mi metto a disposizione, già ti faccio sparare la maglietta perché già me l'ha già accattata. Poi già mi sono affezionato ai giocatori dell'Inter, oramai siamo tutto frate. Ma però abbiamo letto sui giornali che tu da buon napoletano ti piacerebbe tantissimo giocare a Napoli. Napoli? T'ho calzato questa maglietta, forza Napoli, fra! L'Inter sono frate, ma chi sa? Vi voglio essere una famiglia mia a Napoli, forza, gli schifo pure a chi dell'Inter. Vabbè, te l'auguriamo Marino, tu cambi troppo idea facilmente, ti auguriamo di giocare a Napoli, però come ben sai spesso le notizie di mercato sono delle bufale poi. No amico, ma quale bufalo? Li sto cattando tutti si maglietta, ma hai capito che magliette hanno un costo? Non è che mi regalo, no facetemi sapere, cioè qua sto spendendo solo soldi con questi magliette. Vabbè amici di Ultimo Stadio, a voi studio, grazie.